saranno molti che vanno a votare. Noi spingiamo molto che devono andare a votare, perché quel voto si può anche cambiare. Rimanendo a casa e non andare a votare non si cambia assolutamente niente. Noi vogliamo anche cambiare quelli che ci sono da sempre, io dico anche questo. I pensionati trevigiani della UIL guardano ai grillini per il futuro della Regione Veneto. Una indicazione forte in questi momenti di crisi dove il tema del reddito di cittadinanza, una delle battaglie del Movimento 5 Stelle in Parlamento, viene approvata dal sindacato dei pensionati. Noi lanciamo come sindacato, lancio anche come il mio sindacato, sosteniamo attraverso una legge specifica il sostegno dei meno ambienti. Sostegno al reddito, innalzamento delle pensioni minime, argomenti che secondo Confortini i partiti tradizionali sembrano non condividere. Ecco quindi l'apertura verso il movimento di Beppe Grillo e del candidato Jacopo Berti. Io ho sentito più candidati che ci sono di vario tipo, cioè destra, sinistra, centro, ma sui discorsi che hanno fatto, se non facevamo noi domande ed era un incontro con i pensionati, si parlava molto poco, pensioni basse, aiuto, difficoltà delle famiglie. Bisogna creare una legge, non una legge in più di quelle che dovrebbero essere, una legge che va a favore di chi ha bisogno.